Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Pianeta Dilettanti. Parliamo di settore giovanile, di giovani nel calcio, ma in particolare delle rappresentative e in particolare ancora della rappresentativa nazionale Under 16 assieme ad Andrea Albanese, già campione d'Italia con la rappresentativa giovanissimi del Friuli Venezia Giulia, ma è l'attuale selezionatore della rappresentativa nazionale Under 16. Buonasera e ben ritrovato. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora, partiamo proprio dall'esperienza personale con il mondo giovanile, gli inizi, ma anche le soddisfazioni, la vittoria con la rappresentativa giovanissimi. Allora, è nata quasi per gioco, perché allenavo sempre le squadre negli ultimi anni in categoria. Poi a un certo punto ho deciso di non essere più impegnato la sera. E per gioco Hermes e Pecile mi hanno detto, ma invece non vuoi l'impegno annuale, perché non dai una mano alle rappresentative? C'è il torneo delle regioni che dura una settimana e durante l'anno vai a vederti i bambini, i ragazzi, perché era under 15, e poi fai qualche selezione e ti prepari il torneo delle regioni. Tutti gli anni che hai allenato, anche con buoni risultati, è un peccato che lasci così. E così mi sono fatto convincere e ho cominciato con la rappresentativa regionale proprio l'anno che abbiamo organizzato noi, il torneo delle regioni a Lignano. Lì avevo cominciato come secondo di Andrea Massai con gli allievi e poi l'anno seguente ho avuto la possibilità di fare il primo con l'Under 15 ed era l'anno proprio che nel 2015 siamo andati in Lombardia e con la rappresentativa Under 15 abbiamo fatto la finale e abbiamo vinta, quindi abbiamo portato a casa il titolo di campione d'Italia allo stadio San Siro, che rimane un ricordo incredibile. Assolutamente, quindi hai valorizzato anche la qualità dei giovani, magari lavorando non solo sulla preparazione fisica e tecnica, ma anche psicologica, perché sono giovani che devono essere seguiti, stimolati, valorizzati. Com'è il lavoro Allora, in rappresentativa? Che da quando facevo l'allenatore adesso faccio il selezionatore. Sì. È un mestiere che sembra simile ma è diverso, è molto diverso, anche perché i ragazzi li vedi giocare e poi con te stanno pochissimo. Pochissimo, vero. Ecco, quindi hai qualche giorno, magari se hai la possibilità di fare qualche stage, e poi vai a fare le competizioni. Nelle competizioni ovviamente è tutto veloce, frenetico e devi essere capace di trovare una quadra e di mettere in campo una squadra competitiva e soprattutto di mettere in mostra i ragazzi, perché prima lo facevo per i Friuli Venezia Giulia, adesso il progetto Giovani, che è il progetto che io ovviamente rappresento come Under 16, il nostro obiettivo è mettere in mostra i giovani dilettanti di tutta Italia affinché i professionisti li vedano e li prendano e gli diano una possibilità per arrivare nel calcio che conta. Insomma, non è facile, anche perché appunto avendoli per poco tempo devi riuscire a creare un gruppo squadra con poco tempo a disposizione. Hai detto bene che non è facile, però poi con l'esperienza hai già insomma, i tuoi riferimenti. Ovviamente vai a scegliere i più bravi, quindi di solito i più bravi hanno anche personalità superiore, di solito magari nelle sue squadre sono anche capitani e quindi già peschi già con un livello un po' più alto. Però devi essere veloce a capire tutte le dinamiche del gruppo, perché per raggiungere dei risultati in una squadra di calcio, se il gruppo non funziona, difficilmente li raggiungi. E devo dire che in questi 4 anni, anche se il Covid ha portato via un po' di tempo, un po' di qualche torneo, l'abbiamo perso, in questi anni sono riuscito comunque ad avere sia risultati, sia dal punto di vista sportivo, sia dei risultati che tanti dei giovani che sono passati nelle mie nazionali sono andati nei professionisti e adesso diversi di loro sono in nazionale A professionisti e quindi spero che tra un po' di tempo qualcuno lo vedrò calcare proprio i campi della Serie A. Queste sono soddisfazioni personali, ma soddisfazioni anche dal punto di vista del mister, del selezionatore. Ci sono delle foto, in particolare una che mi piaceva proporre, a parte questa del gruppo, ma anche di una che fa riferimento alle rappresentative, ai tecnici delle rappresentative, dove rivedo anche un Gianni Chedda, che ricordavo, giocatore dell'Udinese. Questa è la vostra squadra per quanto riguarda i selezionatori? Esatto. Quei 5 che vedete sono, diciamo, siamo i 5 selezionatori delle varie nazionali, c'è anche la femminile da un anno. Sì. Ecco, Giuliano ovviamente rappresenta la rappresentativa, diciamo, più grande, quella che partecipa al Viareggio, che ha finito da poco, della Serie D. Via via siamo
scelti un po' da tutta Italia, perché è una cosa che ci lega, è che le scelte sono state fatte 4 anni fa pescando direttamente dalle rappresentative regionali. Infatti io sono del Friuli Venezia Giulia, ovviamente, quello del 17 San Fratello allenava la Sicilia, Chiti allenava la Toscana e Giuliano allenava il Lazio, che ha vinto anche il titolo con gli allievi 2 anni fa. Beh, una soddisfazione per la nostra regione, ma anche per la Lega Nazionale, per la FIGC regionale, per Hermes Canciani, per tutta la squadra che sta dietro al comitato regionale della FIGC. Diciamo che questo progetto, magari lo dico perché sono di parte, però è un progetto che funziona, perché in questi anni tutti, soprattutto dalle fasce più basse, quelli che sono venuti con noi ai vari tornei, diciamo 30-40 ragazzi, diciamo che quasi il 90% è andato nei professionisti. Ecco, quindi hanno avuto la loro possibilità. Tanti hanno già esordito in Lega Pro, tanti giocano ovviamente nelle 18, nelle primavere e un pochi sono anche nelle nazionali dei professionisti. Ecco, ovviamente il progetto è nato a pescare dai dilettanti, hanno pescato dalle rappresentative dei dilettanti, è stata una scelta molto intelligente perché al di là che ha pescato allenatori che già facevano i selezionatori, quindi già capivano un po' che è diverso il ruolo, in più che capivano, cioè conoscono bene il mondo dei dilettanti e hanno comunque una mentalità professionista e hanno la possibilità di fare il passaggio, di preparare questi ragazzi a fare il salto e a avere le loro chance. Beh, sicuramente un'opportunità in più di scovare dei talenti nel mondo dei dilettanti, questo è probabilmente lo scopo. Diciamo che noi ovviamente lavoriamo in sinergia con i professionisti, ovviamente i professionisti ci seguono perché hanno visto che negli ultimi anni le nostre selezioni, insomma, abbiamo messo in mostra dei talenti che loro poi hanno ovviamente preso. Il nostro compito è di scovare quelli che loro non hanno ancora visto, che magari erano un po' indietro, un po' tardivi o magari giocavano in realtà che non erano seguite. Ecco, noi abbiamo il compito di scovarli, di farli vedere, di farli giocare e di farli prendere da loro. Quindi la nostra regione Friuli Venezia Giulia sta portando dei talenti nel mondo dei professionisti, c'è ancora, come negli anni passati, o meno, diciamo che la nostra regione ovviamente ha numeri piccoli, in prospettiva ovviamente sono numeri piccoli e non è facilissimo. Diciamo che la rappresentativa che ho avuto nel 2015, che abbiamo vinto il titolo, diciamo più di metà ha fatto un passaggio nei professionisti, qualcuno sta giocando ancora, ad esempio faccio un esempio per tutti, Saro, il portiere che abbiamo visto anche a Udine a fare la Coppa Italia, ecco lui era il mio portiere alla finale, quello che ha parato il rigore anche che abbiamo vinto e sta facendo il professionista, ecco. E tanti di quel gruppo lì sono passati nei professionisti, adesso magari qualcuno gioca in D, ad esempio Carlevalis che tanti conoscono, era il mio capitano, poi è stato capitano anche quando abbiamo vinto come Friuli e con la Juniores e poi adesso sta giocando a Charlins, però ha fatto un passaggio nella Virtus Verona, quindi ha fatto il professionista. E così, insomma, diciamo che non è facilissimo perché i Friuli i numeri sono pochi, io cerco sempre di chiamare, almeno nelle selezioni, i friulani, dopo qualcuno magari ce la fa a continuare il percorso, qualcuno magari ovviamente non viene portato avanti. Adesso la prossima settimana andrò a Tirrenia a fare uno stage e ne convocherò 2 del Friuli Venezia Giulia, speriamo che facciano bene e così si meritano il posto in nazionale dilettanti, magari partecipano a un torneo così vengono visti anche fuori da qua. Ecco, quindi le aspettative della rappresentativa nazionale Under 16 sono queste? Cioè l'obiettivo del nostro lavoro è questo, fare selezione, trovare i ragazzi che hanno qualità e che i professionisti riescono a vedere attraverso noi e gli diano una chance. Ecco. Come ha inciso nel vostro lavoro di selezionatore, ma anche appunto di portare avanti i vostri progetti con la nazionale, la pandemia? Vi siete anche voi fermati? È stato difficile? Certo, è stato difficile per tutti. Sì, ci siamo fermati ma in campo, fuori del campo abbiamo continuato noi mister a aggiornarsi e anche a monitorare un po' quello che si poteva. Infatti sono stato proprio io alla fine, per una coincidenza, comunque è successo che la ripartenza, avete visto la foto del torneo dell'Eusalp, è stata proprio l'Eusalp l'anno scorso a giugno, per far ripartire un po' il calcio dilettantistico delle giovanili,
hanno fortemente voluto quel torneo che era già da anni che si faceva, però tutti avevano un po' timore a fare dei tornei, a organizzarli. Il fatto che la nazionale dilettanti è andata a parteciparlo assieme alle rappresentative, c'era anche il Friuli, c'era la Liguria, la Lombardia, c'era Trento, Bolzano, è stato il momento in cui è ripartito il calcio, che era fermo completamente. Noi ovviamente con la bolla e con tutte le dovute precauzioni, tamponi e tutto il resto, siamo riusciti comunque a ripartire, a fare un bel torneo al di là del risultato che era relativo. Il risultato era far ripartire, far tornare in campo i ragazzi, vederli contenti con una palla in un campo che è stato anche emozionante, perché comunque noi siamo adulti, magari abbiamo vissuto bene, male, però l'abbiamo vissuto. Per i ragazzi alla fine è stato più pesante. Ecco, tra l'altro la categoria che alleno io quest'anno, l'Under 16, è un po' la categoria che sta pagando di più. Perché loro comunque l'ultimo campionato intero era un campionato di Under 14, che è un po' la fine del settore giovanile, insomma, della scuola calcio. Sì. Ecco, e quindi alla fine non avevano ancora l'agonismo accentuato. Poi sono stati 2 anni di partitine, allenamenti individuali, ma la gara è l'allenamento più importante. L'agonismo, comunque il torneo, il fatto di giocarsi il risultato, di giocarsi la partita. E loro sono proprio quella categoria che adesso che siamo ripartiti con tutti abbiamo visto che è quella che ha pagato un po' di più, perché alla fine sono stati veramente fermi, hanno giocato poco, adesso si ritrovano a fare campionati di Under 16, di Under 17, perché tanti giocano sotto età, che comunque hanno delle mancanze, gli manca proprio, l'altro giorno proprio parlavo che ero a vedere anche in Lombardia, lì la selezione di loro, cioè gli mancano letture, gli mancano proprio pezzi di partite che non hanno giocato e sono stati ovviamente, che adesso spero recupereranno prima possibile, insomma non è semplicissimo, perché già nel 17 che seguo anche, perché siamo un po' il gruppo di allenatori, un po' anche ci collaboriamo assieme, a volte uno va a fare il secondo dell'altro, abbiamo creato un bellissimo gruppo e anche ci collaboriamo e andiamo anche assieme uno con l'altro ai vari tornei per darci una mano. Nel 17 comunque l'ultimo torneo l'ha fatto da Under 15, che già è un campionato vero. E poi tanti della 17 ormai sono collegati alla prima squadra, quelli che vengono con noi. C'è gente che gioca in Serie D, gente che gioca in eccellenza. È un ragazzo che fa prima squadra, così giovane, un mese di prima squadra, sono quasi 3-4 mesi di parità. Quindi loro stanno recuperando. Certo. La 15 ho visto che comunque sono rimasti tanti talenti, magari in società dilettantistiche, e comunque la qualità lì è ancora piena nei dilettanti. La 16 è un po' più lavoro, però io ce la metterò tutta per fare una squadra competitiva anche quest'anno e dare la possibilità a questi ragazzi che hanno perso del tempo e che nessuno gli restituirà, perché comunque alla fine così è andata, e quindi speriamo di fare un buon lavoro anche quest'anno. Allora noi facciamo un grosso in bocca al lupo ad Andrea Albanese e alla nazionale alla rappresentativa nazionale Under 16, grazie per essere stato in nostra compagnia, vi seguiremo e tiferemo per voi, grazie. Grazie per in bocca al lupo. Volevo dire una cosa anche che mi fa piacere rappresentare Friuli Venezia Giulia in Italia, adesso insomma è 4 anni che gira un po' dappertutto. Non è semplice che uno di una regione così piccola arrivi ad allenare una nazionale, anche vada in giro insomma, e porti avanti il nostro nome della nostra piccola regione, che comunque ecco, il fatto che sono lì da un po' di anni vuol dire che insomma, danni non ho fatto, anzi penso di aver fatto anche bene e spero di continuare il più possibile e portare avanti insomma, la nostra terra, anche far vedere che siamo bravi anche qua, perché insomma, abbiamo avuto nel tempo tanti allenatori bravi di qua, adesso c'è un po' un periodo di buco, quindi speriamo di riempirlo e avere la giusta visibilità. Assolutamente, noi ce lo auguriamo. Grazie ad Andrea Albanese per essere stata in nostra compagnia, in bocca al lupo a te e alla rappresentativa nazionale Under 16. Noi ci vediamo alla prossima puntata dei Pianeta Dilettanti, buonasera. Arrivederci.